Onorevole Faraone, ad Agrigento per un'assemblea del partito in vista del prossimo congresso. Quali obiettivi e quale piattaforma discuterete? Ma stiamo sia nazionalmente che qui in Sicilia costruendo un soggetto politico di centro, alternativo sia alla destra sovranista che alla sinistra populista. Il congresso consacrerà questa linea politica. Domenica voteranno migliaia di persone in tutta Italia per eleggere il gruppo dirigente di Italia Viva e le prossime elezioni europee saranno un appuntamento importante per strutturare questa forza politica che mira ad essere decisiva nei prossimi appuntamenti politici elettorali. Un'unione di centro cosa vuol dire? A chi viene allargata? Si parlava anche di un accordo con Cuffaro, abbiamo visto anche Elena Boschi presente al convegno a Ribera. Ma il convegno, così come in tutte le assemblee e le iniziative dei partiti, anche diverse dal nostro, laddove siamo invitati partecipiamo e diciamo la nostra. Per quel che riguarda la costruzione di un soggetto politico, noi naturalmente ci rivolgeremo a tutte le forze politiche che avranno il coraggio di stare al centro, alternativi alla destra e alla sinistra. Per cui l'idea è di ragionare con le forze politiche che stanno dentro il mondo, le famiglie del popolarismo, liberali, riformiste. Questo è il nostro obiettivo, vedremo che interlocutori troveremo d'ora in avanti. La vostra interlocuzione col governo Meloni? Ma noi siamo all'opposizione di un governo che sta fallendo su tutto, ha fallito sui temi che riguardano l'immigrazione, gli sbarchi sono aumentati abbondantemente, la legge di bilancio che si stanno apprestando a preparare, figlia della NADEF, è un disastro, non si prevede taglio delle tasse, non si prevede alcun intervento di quello che avevano promesso in campagna elettorale, per cui la nostra alternativa la costruiremo con i fatti e con la nostra attività parlamentare. Un momento difficile questo che si sta attraversando internazionalmente, considerando anche questa guerra che c'è tra Hamas e Israele. È un momento complicatissimo. Serve una comunità internazionale che solidarizzi con Israele così come è fatto con l'Ucraina. Dobbiamo dare una mano a Israele rispetto a una condizione difficile e credo che l'Italia potrà svolgere un ruolo importante. Si ritorna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle. Ricordo che lei mesi fa venne addietro con la sua collega, il Ministro dell'Agricoltura, proprio per testimoniare questo vostro disaccordo. Schifani ha riaperto i termini per il cantiere. Cosa potete fare voi per bloccarlo eventualmente? Ma noi intanto siamo all'opposizione, non abbiamo un ruolo di governo, siamo favorevoli al fatto che si realizzino i termovalorizzatori, i rigassificatori in Sicilia. Naturalmente bisogna capire nei territori in cui si realizzano che ricaduta hanno, se c'è una ricaduta positiva oppure no. Quindi rispetto a questo noi cercheremo di costruire le nostre politiche. Avvocato Lo Giudice, oggi questa assemblea per preparare la nuova politica del futuro di Azione Viva anche in vista del prossimo congresso che ci saranno? Sì, Italia Viva si riorganizza a partire dal segretario nazionale per passare poi alla segreteria regionale e a quella provinciale. Ovviamente poi ci saranno anche gli organi che seguiranno poi questa elezione diretta. È un momento di altissima e importante democrazia e di questo ringraziamo chi ci ha condotto fino ad oggi. Di questo progetto di un'unione di centro come la vede lei? Il centro in Italia è sempre stato la maggioranza, poi si è suddivisa tra le due fazioni destra-sinistra, adesso ci ritroviamo con questo nuovo concetto di centro. Vediamo quello che sarà poi il programma che verrà dettato dal nostro segretario nazionale Matteo Renzi e vedremo un attimo in che modo potremo. C'è secondo lei uno spazio al centro che si può recuperare? Assolutamente sì, c'è un grandissimo spazio al centro e il tema è individuare gli argomenti giusti da portare avanti con le persone che in questo momento soffrono, specialmente qui da noi, grandi difficoltà dal punto di vista economico, personale, e quindi vediamo di essere utili in questo senso con gli argomenti giusti. Cristina Scaccia, partecipi a questa riunione, tu prossimamente sarai alla guida anche del partito qui in provincia ad Agrigento.
una provincia difficile dove le problematiche sono tante. Ecco, quale sarà l'apporto della vostra formazione politica? Ma intanto io sono la coordinatrice provinciale uscente e in questi anni già abbiamo assolutamente cercato di strutturare il partito in questa provincia. Io dico sempre che abbiamo gettato le fondamenta di questa nostra casa politica. Adesso chiaramente il lavoro ci vedrà intanto impegnati per le prossime sfide elettorali, prima tra tutte le elezioni europee, poi sicuramente nella nostra provincia tante sono le sfide, iniziando da Agrigento, capitale della cultura 25, dove non possiamo stare alla finestra a guardare perché sarà una sfida importante per questa città, per questa provincia, e non possiamo farci trovare impreparati. Ma poi puntare anche sulla sanità. In questa provincia c'è una sanità indecorosa, alle battaglie amministrative che vedranno alcuni dei nostri militanti e dirigenti impegnati nelle prossime amministrative, quindi le sfide sono tante. Io spero che il partito crescerà, ma ne sono certa perché ecco, registriamo ogni giorno un entusiasmo particolare, per cui in bocca al lupo a tutti noi. Ecco, a Domenica tutti è un congresso nazionale importante dove si decideranno nuove alleanze, nuove strategie, come ci anticipava poco fa Farone, verso questa nuova coalizione di centro. Sì, domenica finalmente ci avviamo alla conclusione di questo congresso, è il nostro primo congresso, per cui io sono candidata unica e mi fa enorme piacere essere candidata unitaria, non perché per la paura ecco, di un confronto, ma perché questa provincia ha cercato di fare sintesi e ci è riuscita, per cui ci avviamo appunto domenica alle votazioni per il congresso provinciale, regionale e nazionale, e io credo che il risultato sarà un risultato positivo anche sull'affluenza ecco, delle persone che andranno al voto.